E come previsto e suggerito da me in radio, ammonizione per Zielinski, scontiamo la squalifica e poi dopo, quando ci sarà l'Arsenal e gli altri scontri di campionato, li avremo tutti e tre di nuovo. Perché siamo un pochino, insomma, è facile da capire, ma lo sto guardando quindi non sto capendo niente. Però è importante, abbiamo solo tre centrocampisti, Fabian, Allan e Zielinski. Zielinski salta la prossima, quindi centrocampo obbligato, tenere la calma e poi potranno fare le rotazioni quando arriverà l'Arsenal. Era importante, porca puttana, era importante scontare la squalifica adesso. Non penso che l'abbia fatto apposta, ma ci potrebbe andare bene. Attenzione, a questo punto ce la vediamo in diretta questa cosa. Younes. Vedi che Younes ce l'ha, eh? Forse abbiamo trovato un altro folletto. Bussetto sta facendo una partita veramente da spotlight. Forte su Vaglione. Preso al fantacalcio, non gioca mai, ma fuori gioco? Mertens assoluto leader di questa squadra, ma proprio il leader dello spogliatoio, il leader con i compagni. Si vede da come parla con i propri compagni, da quello che dice, invoca il pubblico. È il leader. Guagliù, state zitti quando parlate, deve segnare, non segna più. Mertens è ancora un giocatore incredibile che può dare tantissimo al Napoli. Non scherzate proprio. E poi su Mertens ne parliamo, specialmente se segna oggi, specialmente se segna oggi. Ora sono curioso di vedere se sul 2-0 il Napoli abbassa un attimino il baricentro, perché veramente stiamo giocando con 2-4-2-2, perché i terzini stanno facendo i centrocampisti. Ci abbasseremo per gestire la partita, siamo in grado di gestire la partita su doppio vantaggio. Ci abbasseremo oppure il Napoli è fatto solamente per attaccare? Queste sono le domande tattiche, gli occhiali sulla tattica dappertutto, è importante capire. Io mo non lo so se Ospina non infortunato questa palla la prendeva, Vabbè, mi è difficile parlare della partita col portiere in ospedale in questo momento. Mo non ci dobbiamo schiacciare. Non ci dobbiamo schiacciare adesso, ma dobbiamo attaccare con raziocinio. Cadendo. Su Mandragora, che è il top player. Dicevo, con raziocinio, perché il problema del primo tempo era questo, i terzini troppo alti tutti e due, si alternino e si continui ad attaccare. Questa è la situazione qua, senza fare mo il calcio che ti chiudi, perché non lo sappiamo fare, non siamo in grado. E fare un altro gol, dopodiché gestire, dopodiché cercare di imparare a gestire. Questo è, senza attaccare come i pazzi. Gulam in crescita, importante. Poi mi piace dire che Verdi è adattato lì. A me piace molto Verdi, ma il suo ruolo perfetto è esterno in un 4-3-3. In quella zona preferisco un as, preferisco Younes e preferisco anche Insigne per la velocità che ti serve nel girarti. Verdi è un poco più macchinoso nel girarsi. Ci sono gol e gol! E questo gol... Ah! Che bello vederti così, mamma mia, quanto è importante. Di sinistro, tra l'altro, non è il suo piede. Meraviglioso. E poi parliamo, l'avevo detto che ne dovevamo parlare. Maksimovic super ciuccio in questa occasione che ha... Vedi che non pressano più come i forsennati, perché comunque si stanca una squadra che ti pressa in quel modo e tu devi fare così, devi farli uscire allo scoperto, perché non è detto che devi attaccare per forza dopo aver fatto 4 gol, e aspetta un attimo che loro si scoprono. Bene. Mentre la chiave tattica è di una banalità straordinaria, quindi non dovremmo nemmeno parlarne, e nemmeno vi faccio vedere i messaggi WhatsApp che ho mandato a fine primo tempo, dove ho detto a tutti i miei gruppi che è semplice capire che il problema tattico era che i due terzini erano troppo alti. Non ce ne fotte proprio, lo sappiamo, siamo esperti di calcio qua su questo canale, i miei commentatori più di me. La mia domanda è importante adesso e voglio una risposta da voi. Vi prego, cercate di rispondere prima delle varie interviste, delle varie cose, perché io mo la sto facendo. Guardate, se voi vedete la partita stanno ancora uscendo, quindi è prima di ascoltare tutto. Diranno al 100% Mertens, ma magari lo diranno più nei canali napoletani, Mertens nel momento in cui si fa male Insigne si sblocca mentalmente e segna, e diranno che Mertens soffre la competizione in attacco prima con Milik, poi la sofferta con Insigne, come quando all'epoca si soffrivano tutti e due. Invece quando Mertens aveva il posto di titolare fisso assicurato, vedi quando Milik era infortunato, Mertens devastante.
La mia domanda adesso è questa. Voi credete che sia questa la cosa? Perché io non ce l'ho la risposta. Esistono giocatori che soffrono questa cosa qua e spero con tutto il mio cuore che non sia vero. Che Mertens non sia uno di questi e che fosse solamente una questione di casualità. Creca. Stavano inquadrando Mertens, perché fate vedere questa cosa? Voglio sentire che cosa gli chiedono proprio per questo. La mia domanda è questa. Voi credete che il problema col gol, perché le prestazioni di Mertens ultime erano ottime, assist, voglia, leadership. Credete veramente che il gol sia mancato a Mertens per tutto questo tempo perché soffre la competizione in attacco? Perché soffre il fatto di non essere titolare assoluto fisso? Questa è la mia domanda per voi. Io credo di no. Io dico che è una casualità. Nel frattempo stava sfornando assist, nel frattempo stava segnando Milik. Mertens è a 9 gol più 9 assist, totale 18 reti. Milik non lo so, il totale tra assist e gol siamo intorno ai 16, quindi, cioè insomma siamo a livelli altissimi. Domanda per voi, rispondetemi. Da New York Valerio Fluido è tutto. Qua se rientra Mertens lo ascoltiamo, altrimenti io devo caricare 6.000 video, devo vedere anche il derby. E non si capisce niente, la vita dello youtuber è un macello. La vita dello youtuber. È complicato stare appresso a tutti, soprattutto se hai più canali YouTube, che mica facciamo solo questo, facciamo altre cose. Vabbè, troppo tempo di pubblicità, Sky merda, questo calcio ci fa schifo.